Abbiamo parlato di spregeri mio, ma la carrellata di parole sarde che molti non comprendono, ma che sardi capiscono benissimo perché fanno parte dell'uso quotidiano, non finisce mica qui. Già, perché noi abbiamo parlato nel video precedente di una parolina che forse a molti è sfuggita, ma ad altri un pochino di curiosità sicuramente gli sarà venuta. E allora parliamone. Scroccorigatto! Sagroccoriga! Non è altro che la zucchina. Ma chiariamoci, ora che la scuola è rientrata nel vivo di tanti ragazzi e studenti, chi sopravviverà? Un sardo associa sempre delle parole ad un'altra, ad una situazione, e lo sappiamo perfettamente. Ma sagroccoriga, la zucchina, per chi viene bocciato è una parola che rappresenta un'onta nella sua vita. Se esistete scroccorigao, sbregungio, desolore, e vai che ce n'è con parole di questo. E ho detto le più delicate, non scherziamo. Se esistete scroccorigao, se scroccorigao vuol dire sei stato bocciato, ma su scroccorigo, sagroccoriga, è una verdura che viene assegnata anche a chi pensa di riuscire in un traguardo e viene sonoramente, come posso dire, suo zio non è tanto vecchio e non è neanche tanto giovincello, diciamo la verità. La mia generazione, quando uno della mia generazione veniva bocciato, i genitori non è che la prendessero così tanto bene. Ma se venivi bocciato completamente, oltre a ripetere l'anno, l'estate te la potevi anche scordare. Niente mare, niente serate con gli amici, punizione! A studiare per tutta l'estate fino a quando non ti entrava qualcosa in quella zucca vuota. Scroccorigao, ovvero colpito da una zucca, inzuccato, è il termine a cui viene definita una persona che è stata o bocciata o che è stata fregata. Ma lungi dal fatto che chi viene scroccorigato deve essere insultato in maniera pesante. Per cui, ragazzi miei, ricordatevi una cosa: se qualcuno in Sardegna vi dice Zesi scroccorigao, non ve la prendete. Ragazzi, non avete studiato abbastanza e vi conviene mettervi sotto. E quest'anno, ragazzi, le zucchine, se le vedete al supermercato, ricordatevi una cosa: vanno benissimo. Mangiarle va bene, ma prenderle in quel posto proprio no. Quindi studiate, ragazzi. Studiate sotto con i libri, fate da bravi, mi raccomando, perché la zucchina, quella zucchina, fate male in meta, ve l'assicuro.